Enzi l'ha accusato Litterio Scalisi. Cosa sta facendo? Siccome c'è caduto il foglio... Che cosa sta facendo? Siccome c'è caduto il foglio... Che cosa sta facendo? Non saccio, pigliai un foglio che era a terra, che c'era... Non tocchi i miei fogli, non faccia confusione, lasci le cose al suo posto. Stavo sbagliando di nuovo. Usciere? Sì? Venga un attimo. Sì, signor Pretore. Mi raccomando, siccome ho ordinato dei formaggi, dovrebbero portarli, ci pensa lei? State tranquillo, ci penso io. Va bene. Va bene. Allora, introdotta la causa, eccetera, eccetera, dei fatti, eccetera, eccetera, degli atti, eccetera, eccetera, l'articolo, eccetera, eccetera, il comma, eccetera, eccetera. Allora, Scalisi, eccetera. che cosa dobbiamo fare? Ci volevo dare una mano. Per cortesia, silenzio. Allora, le parti ci sono? Ci sono. I testimoni tutti presenti? Tutte presenti. Signor Litterio Scalisi, Presente, è innocente. alzatevi. Sono già a dita. Vi sedete e poi vi alzate. No, perché siccome... Vi sedete e poi vi alzate. Sì, io mi assetassi... Vi sedete e poi vi alzate. Siccome Vi sedete e poi vi alzate. Siccome Vi sedete e poi vi alzate. Ya su scomodo ste seggi. Cazzo. Signor Litterio Scalisi, Presente e innocente. come vi chiamate? Oh, eccellenza, mi chiamava ora, non perdiamo tempo. Mi fece Come vi capire chiamate? Me l'ha detto ora, non perdiamo Me lo tempo. deve dire lei come si chiama? Ma lei lo sa. Me lo dovete dire voi come vi Ma lo chiamate? sa Me perché- lo dovete dire voi Ma come vi siccome chiamate? Me lo vuole- dovete dire voi come vi chiamate? Signor c'è da dire, signor Pretore, come vi chiamate che la vostra bocca? A Camevucca c'è... Sì. Letterio. Scalesse. Oh, finalmente! Meno male, ma passo complicata. È stato un onore conoscerla. Dove Arrivederci. sta andando? Me ne torno che la sai, io sogno la rosa solo, Sì. che non sa cantare, non sa ballare, non sa cucinare. Dove sta andando? Vi aspetto domenica al paese, siete ospiti miei, pago io, Ma dove? nella trattoria di mio compare Peppe Petit. Senta, lei non va da nessuna parte! Ha detto Ma finalmente... quale finalmente? Ancora dobbiamo incominciare, per cortesia, non mi faccia perdere tempo. Allora, lei mi deve dare i suoi estremi. Ma perché facete magari scarpe, comunque... No, gli estremi. Io i miei estremi sono che ho una resistenza eroica, perché ho un piede 41 e un piede 43. E ogni volta che vai in un negozio di scarpe non è che mi possono dare una scarpa 41 e una scarpa 43, perché poi l'altra scarpa 41 che resta e l'altra scarpa 43 ha cucciato uno. Non è che trovo un auto che ha per 41 e 43. E quindi ho mancato un paio di scarpe 41, uno mi sta comodo e l'altro chita mi sta così. Quando posso resistere, mezza giornata, è una sofferenza eroica. Se mi piglio una scarpa 43, un piede mi sta bene, l'altro mi fa da pampesa, da pizzotto, mi fa la papola, la vescica. Papola, mi fa la materia. Ma che cosa sta dicendo? I pus, Ma che dice? Cioè, in vede Ma a fare- me che cosa mi interessa di come porta le scarpe lei? Mi scusi. Lei ha detto, mi dia i suoi estremi. E i suoi estremi, per cortesia, mi deve dare... Signor Letterio, sei estreme, non l'estremità. Io sono una data di nascita, a residenza, io domicilio. Non avevo capito. Allora, come si chiama? Litterio. Litterio Scalisi. Scalisi. Nato paesi nell'anno del giorno Tomisi. Era per ridere, siccome c'era un'aria troppo... Per cortesia, la vogliamo finire? Allora, dove è nato? A mia casa, Dove è nato di preciso? da stanza letto. Dove è nato esattamente? E non siamo a Svizzera, qua. Do materazzo di mano manca. Ma che c'è del materasso? Ma che c'entra? Di preciso. Ma tutti nel materasso nasciamo, che vuol dire? Ma che sto dicendo, eccellenza, non per contraddire, mio cugino Alfio non esce un do curtiglio. Chi è il suo cugino? Mio cugino Alfio, il figlio di mia zia Venerina. Mia zia era incinta di 9 mesi, era andata a pila, che stava lavando. Forse fece una stregata troppo forte, perché se ci ruppero le acque. E io non capivo, cioè posso cosa avevo stuppata la pila. Ma che schifo! Di fatti se ne accorgevo dopo che Ma avevo che asciutto schifo! Alfio. Sì.
Mio cugino Alfio cascava a testa asciutta, restavo mezz'ora, io sono cugino dopo mezz'ora, Alfio stesse mezz'ora a testa asciutta, solo con cane collecava. Ma che schifo! Infatti ora Alfio quando si ingazza forte forte forte, io abbaia. Per favore, per favore! Allora lei mi deve dire dove è nato, dove? O paese, O paese, paese, o paese, o paese, o paese. Portogallo. Caso porta ci sta bucotto e non mangiamo. Ma che sta dicendo? Oh, yeah. Ma che dice? Non sta- Vabbè, non stiamo lasciamo capendo. perdere, guardi, lasciamo perdere. Allora, signor Litterio Scalisi, dove risiede? Oh, finalmente, se mi fa portare una sedia mi risiedo magari qua. No, dove risiede? Mi risiedo come vuole lei. Dove risiede? Mi deve dire dove vive? Un vivo. Quando sono a casa mi lipo da boutique direttamente. Ma che dici? Al bar voglio sempre un bicchiere di plastica perché mi sdigno del bicchiere di vetro. Dove vive? Dove è la casa, l'abitazione, l'indirizzo? Ah, l'indirizzo, no? Dove vivi? Via del terremoto. Via del terremoto. Numero? Che numero? Se sto rubando magari a casa mi cerco un numero, Va eccellenza. bene, senza numero civico. Senza- Segni particolari? Ignorante. No, non glielo posso scrivere. L'ignoranza non è un segno particolare. Ci tegno assai. Da mia famiglia siamo cristiane buone, sordi, ce ne picca, ma a ignoranza ci teniamo. Ma che cosa devo scrivere? Segni particolari? Ignorante totale. Ah, pure totale. Io non so. C'è ancora Berlusconi, io manco sacco. Per favore. Allora, segni particolari, ignorante. Sesso? Tutti i giorni. No, sesso. Ce lo dico io. Sì. Tutti i giorni. Sesso. O intra casa o fuori casa tutti i giorni. Sesso. Tutti i giorni. Sesso. Ah? Sì. Esagerato. No. Sesso. Sproporzionato. Com'è? Sesso. Ciclopico. Com'è? Vuole sapere il colore? Per cortesia, capito. senta. È maschile, femminile, com'è? Scusa, ma che domanda è? Non si vede? Femminile. Come femminile? Che cosa? Eccellenza, maschile. Maschile. Io sono un uomo con la A maiuscola. Che cosa dice? Ma che cosa dice? Che non c'è la in uomo. Non c'è nell'uomo, ma c'è nei femmine quando li chiappo sotto io. Tutta una serie di... Per favore, per cortesia, per cortesia. Ma siamo in un'aula di tribunale, ma la vuole finire? Al limite si dice maschio con la M maiuscola. Ecco, ci mettesse maschio con una M tanta. Ancora, per favore. Allora, signor Litterio, Presente e innocente. il nome del padre, Del figlio dello Spirito Santo. ma che sta Ma che facendo? andiamo a dire? Un rosario? Il nome di suo padre, come si chiama suo padre? Donato. Donato. To. Cognome? Come? Scalisi. Scalisi. E che ci pare che mi pigliano da rota mia? Non lo so. Scalisi il figlio, Scalisi il padre. Io ci posso dare tutto l'albero ginecologico della mia famiglia, della discendenza di mio nanno, del nanno di mio nanno, dei miei nannavi, di tutte le avi, degli avi degli avi, perché c'è con lavi, c'è con non lavi. Io non so se lei lavi. Che sta dicendo? E io posso risalire fino alla mia discendenza degli uomini delle grotte. Io discendo dagli uomini dei rutti. Dei rutti? E a Pirutta non hanno battuto. Ma che sta dicendo? Poi siccome prima erano sviluppati di sottosviluppati, poi si hanno e se ne erano delle case sopra dell'acqua. Palafitte. Si erano fritti non saccio, però quando iniziavo solo tanto abbampava. Guardi, a lei non la sto capendo. Senta, per cortesia. Usciere, giuramento, giuri. No, non c'è bisogno, io non hai detto mai una menzogna. No, lei deve giurare. Eccellenza, senza volerlo mi sta offendendo, io non ho mai detto una bugia. Senta, è la prassi, deve dire la formula. Ma non c'è bisogno. Ripeta presso a me. Ma io non hai detto. Ripeta. Giuro di dire Giuro di dire. la verità, tutta la verità. La verità, tutta la verità. Dicalo giuro. Dicalo giuro. No, lei lo deve dire. No, lei lo deve dire. Dicalo giuro. E può dire magari che non hai bella memoria. Dicalo giuro. Deve dire lo giuro. Deve dire lo giuro. Ma che cosa sta dicendo? Ma che cosa sto dicendo? Dicalo giuro. Dicalo giuro. Lo giuro e basta. Lo giuro e basta. Ancora. Che minchia stiamo facendo? Ma non lo so io, ma la vuole finire. Allora, ha giurato, signor Litterio, si sieda là, Prego. si sieda. Manca la seggia. Come manca la sigla? C'è la seggia, una maschera. Usciere,
E dove sono le sedie che dovevano arrivare dal ministero? Ma che ne saccio? Un ministero di grazia e giustizia, ancora sta razza rimandare a Nile, non ne l'ha fatta. Ma questo ministero è una disgrazia. Ci volesse una razza da maronna razza. Per favore, ma che cosa sta blaterando? No, questo non lo deve dire, eccellenza, con questo è bratiano, mi dice che cosa sta bratiano. No, che cosa sta è bratiare? Cacchio ci sono femmine, siamo tutti uomini, io sono uomo, lei è uomo, lei è uomo. Ma che domanda mi facete? Forse. Per favore, non divagate. Ma no, eccellenza, questo non lo deve dire. Che A cosa? mia amici non piate, perché ha sentito per caso Butticelli. Io ho detto non Sta divagate. sentendo per caso Dorini, Ho che detto a mia no- amici non piate, Ho detto- non piate. ma lei è fiorentino. Io Eh. sono venuto a Catania a morire. Ma io ho detto- Ale, Per forza favore, Catania. per cortesia. Io non sogno da Fiorentina. Ma qua siamo in un'aula di tribunale, non divagate significa che non dovete raccontare le vostre storielle. Lei forse non ha capito che lei è accusato di un reato gravissimo. Io sogno accusato. E chi sono? Io Io l'accusato. sogno gravissimo. Lei è accusato gravissimo. Ma se ne hai manca premio. Sì, voi siete l'accusato. Io, signor Pretore, accusa. Ah sì, e allora voglio accusare pure io. Che cosa accusa? Io voglio accusare Antenne Sicilia e Tolomeo che mi danno 41 euro a mese. Ma lei non può accusare nessuno. Perché non posso accusare? Ma che Perché sta sono dicendo? accusato. Per cortesia. Ma allora quando non sono più accusato e sarò scusato posso accusare io? Per favore, insomma, basta. Finiamola qua. Ah, finiamo qua. Oh. È stato un piacere conoscerla. Dove sta andando? Vi aspetto a paese, Che sta siete facendo? ospite miei, nella trattoria di mio compare Petix Peppe. Senza. Oh, prima che non da sacchetta, ma fermo, No, ma pago lei dove io. sta andando? Questo è stato bellissimo. Lei non può andare da nessuna parte. Dice che ha finito. Ma che ancora dobbiamo iniziare? Allora, lei è accusato di un reato gravissimo, leggo, lei è accusato per avere indotto e favorito alla prostituzione una certa venerina soprannominata Purcegiuzza. Ah, un fatti venerina. Lei è qui per questo losco mercimonio. Un matrimonio. No, il mercimonio No, tra... questo ce lo posso dire io. me lo spieghi, Praticamente a pagamento io dovevo fare il ballo siciliano con cozzo euro che pila e auto tanto così, con la porca di mia cucina, perché mi danno 5.000 euro. Io per 5.000 euro che da lì non faccio nudo. E allora ho girato, ci crede che non trovai a uno porco che si voleva accoppiare con la porca. Questa è la verità. Ma lei si rende conto della gravità delle cose che dice? Ma perché cosa sto dicendo? Ma lei sta ammettendo di avere commesso un reato gravissimo. Io un reato. Lei è nei guai. Io sono nei guai. Lei è nei guai. Io annego tutto. Comunque c'è un testimone che ha visto tutto Un e testimone. che la porterà alla responsabilità che lei ha. Questo testimone è un testimone oculare. Uva che si tratta? Speriamo che sto culare ce l'avrò, perché ce ne dare tante calce nel culare che non devo sbagliare neanche Che uno. dice? Oculare significa Ma non è che- vero, è un signore È un bugiardo. testimone che ha visto tutto, ha visto anche il passaggio del denaro. Usciere, fate entrare il testimone XX. Sì, signor Pretore, ora vai a pigliare il motto cazzo. Ma chi è che si chiama farà schedina questo testo? Io, non è vero, io sono innocente, questo Per testimone. favore, adesso entrerà un testimone che non vuole farsi vedere per privacy e verrà introdotto dentro questa corte sotto mentite spoglie. Usciere, fatelo entrare. Ma se già si spoglia mentito, questo è un segnale, io sono innocente. Lei è un bocco. Magari Dio. A st'ora non mi ci accoppiavo io con la porca della mia cucina e non mi trovavo in questi 100 mesi. Ma dico io, ma santo cristiano, faccio portare la tua testa maierata, poi. I 5.000 euro, il bisogno di denaro. Che se sapeva che passavo tutti questi guai, a st'ora non ammazzava da porca, era meglio. E se l'avessi ammazzato non ne picchiava 20 anni, non era peggio? Ammazzo una porca, mi durano 20 anni, ne ammazzano migliaia o giorno, io ne ammazzo una, mi durano 20 anni. Sta parlando della porca io, la porca. La porca! Ammazzava, ne faceva surpezzata e oggi è salsiccia. E oggi che c'era salsiccia per tutti. Cioè. A me mi piace la salsiccia! Che lei, ma la Sara mia! E io faccio poco bene. Non ne voglio fatto di sto Per bene. favore. Oh, ma che l'abbiamo fatta finire? È chiacchiera. E s'allippa, che Arriva questo testimone, sì o no? sì, vuole mica la toccare! Alla buon'ora. Portatelo sto testimone, portatelo. Voglio vedere. Eccellenza. Eccellenza, ossia ne mangia formaggio? Che dice? Ossia formaggio ne mangia? Formaggio mi piace particolarmente. Ci piace? Sì. Ce l'avevo un timbro innocente, dopo, timbro innocente, ce l'avevi? Un timbro. Innocente. Ci abbiamo un coppio di timbro, ci mette una firma leggibile e io ci porto 2 provole tanto da paese del 2 formaggio che non si può lavare. Ah, io da metto auto. il timbro innocente, poi firmo Leggibile. leggibile e lei mi porta 2 provole a me. 2 provole.
Avanti, ce ne porto 3. Ci metti Ah, su. io metto il timbro, la firma e lei mi porta 3 provole. 3 provole a me. Eccellenza, statteranno forte. Ce ne porto 4, avanti. Ah, 4 Ci provole. lascio un corpo di timbro. Ah, lei mi porta... Per favore, se ne vada al suo posto, se ne vada. Ne vuole 5? Ancora. 6. Per favore. Allora non ne mangia formaggio, chi stai a verità? La vogliamo finire? Lei se continua così va a finire dritto dritto in gattabuia. No, non da staiatta non ci voglio io. Caglie! Caccio testimonio che sì. Portatelo avanti, facetemelo vedere questo farabutto mascalzone che dice che ha visto. Che cosa? Facetelo trasferire, fatelo entrare. Unire. Questo testimone che se appena vedo ci faccio una faccia XL, ci faccio una faccia. Eccomi! Eccomi, unire. Testimone, riconosce l'imputato? Lo Guarda, ma l'hai visto? riconosco! È lui! Ma qui è lui, se manco lo vedo. Si confronti con il test. Confrontate con me, vieni No, avanti. lei si deve confrontare con il test. Lei si deve confrontare. Signor Litterio, lei si deve confrontare con il test. Ma come mi confronto se ne trasuto? Ma il test è da questa parte. E chi è per favore? Allora, testimone, dica tutto quello che sa su questo losco mercimonio. Signor Pretore, come ho già dichiarato al pubblico ministero, io faccio parte dell'APA! Ah, chi do da lapa Arazio da lapa, venditore di frutta abusivo. Ma che sta dicendo? Ce l'avo con mia, perché io quando era Caruso ci andavo dietro la lapa e ci furtavi i mandarini. E tu ora mi mandi in galera, mi vuoi dare? Senta! Il test ha detto che fa parte dell'APA, non che c'ha la lapa. Vabbè, sempre da piaggio. Ma che c'entra? Per favore. Associazione! Protezione! Animali! Ma l'animale qui protegge di chi sto quando parla. I cani non muzzicano lei quando parla? Scusi. Allora, ma chi sta teste, prego, continui. Signor Pretore, io ho ricevuto diverse segnalazioni su un traffico illecito messo su da quest'uomo. Se così si può Che dire... significa se si può dire? Io sono un uomo, mi hanno matto solo, che ti faccio vedere? Per favore, silenzio. Si chiamasse, si fermasse, mascolo. Fate continuare il test. Posso garantire io. Può garantire? Scusa, ma che garantisce lei? Per favore. Ma che ci fa credere, Cristiane, che tra di noi c'è stato un fritti? Io faccio un po' bene. Non ne voglio fatto di sto bene. Usciere, facciamo parlare il test. Io lo volevo fermare prima che lui commettesse il suo gravissimo, orrendo reato. Ma quale reato? Se m'ha sbagliata da anni. Con cui ce l'avemo? Con lei. Con me? Allora il reato c'è. C'è. Non c'è eccellenza. Il non reato c'è. Non c'è Il eccellenza. reato c'è, silenzio. Ci facesse lavare la maschera. Lo voglio vedere in faccia questo maschera. Levata la maschera, disgraziato. Levata la maschera. Levata la maschera, non vengo lato di un bugno da angucchiatura di corna. Per favore. Hai capito bene? Corna perché sei cornuto. Per favore. Faceteci lavare la maschera. Io me ne vado in galera, faceteci lavare la maschera. Faceteci lavare la maschera, lungo un mazzo. Bugiardo, munsignaro, menzognero. levo la Faceteci maschera. lavare la maschera. Faceteci lavare la maschera. Me la levo? Una donna. La femmina. È buona, spatti. Momento. Ma lei non è la sovrintendente della regione, quella dell'ufficio? Sì? Quella che mi ha dato i 5.000 euro per l'incremento del porco nero e brodosi? Sì? Che mi disse che dovevo fare un porcile con lo specchio e col prato? Sì, signor Litterio? E come? Prima mi dai i soldi e ora viene qua a testimoniare per farmi andare in galera? Ma allora è tutta una trama raccamata per me? No, ma io ammazzo! Per favore. Per favore. Per Io cortesia. t'ammazzo! Sembra che sta lì. Per favore. Io l'ammazzo! Silenzio, silenzio, silenzio. Che sta facendo bordello io, siamo tutto mondo. Scusi, signorina, lei sarebbe la sovrintendente della regione. Sì? Quella che ha dato le 5.000 euro al signor Litterio. Sì. Per far accoppiare la sua maialina. Sì. Ripeto, maialina. Maialina. Ma allora Venera, detta la purcegiuzza, è un maialino veramente? Sì! Cioè stiamo parlando di un animale. Sì! Persone fisiche non ce ne sono. No!
Ma allora, stando così le cose, l'accusa decade, non c'è più luogo a procedere. È stato un piacere conoscerlo. Dove va? Lo aspetto al paese, siete ospite me, da trattoria di dove mio sta compare. andando? Offro io, pago per tutti. Ma che paga Arrivederci. per tutti? Lei non va da nessuna parte. Dice che abbiamo finito. Ma ancora qua devo dare la sentenza. Usciere, mi Sì? porti le carte. Subito, signor Pretore. Devo mandare in galera. E allora, mi pare che stiamo 75 per me, no? Ma che mi porta le carte da gioco? Le carte processuali! Va bene, va bene. Signorina, tutto il processo era incentrato sulla sua testimonianza, ma pure lei, creare tutto questo caos, tutto questo ambaradà. Sì, Cocò. Per favore, per una maialina, con tutto il rispetto. Signor Pretore, mi ascolti. Io sono un animalista e solo al pensiero di maltrattare una maialetta mi si lacera il cuore, perché io gli animali li rispetto, li amo tutti, ma in particolare il maiale, perché il maiale è un animale che nasce vittima, sin dal momento in cui viene alla luce è solo carne da macello. Povera creatura. È affezionata ai maialini, Ma magari a particolarmente. me mi piacciono i maiali, o furno che patate. Che significa questo? Scusi. Ma poi, scusi, signora, ma è stata lei a dare il finanziamento al signor Litterio? Esatto. Ma sì, ho dovuto, come sovrintendente ho dovuto, è la legge che me lo impone, ma il mio cuore, la mia coscienza, la mia anima soffre. Signor Letterio, la sovrintendente soffre. È vero? Si offre? Sì, si offre, io accetto. Io sono disponibile. Che cos'è? Scusi, è il cellulare, posso? Prego, si sbrighi. Pronto? Ah, Renato, ciao, sei tu? Renato, questo è Renato. Come dici? Ah, volevi continuare quel trattamento che abbiamo lasciato a metà ieri sera? No, non sono in casa. Ma sì, ma mi è piaciuto tantissimo. Ma che è buttato? Sì. Per favore. Ma quando mai spalmato quell'olio di palma che mi ha lasciato la pelle morbida. Buttana proprio. Come la seta. Ma sì, ti lascerò fare quello che vuoi del mio corpo, dalle dita dei piedi fino a risalire piano. 3 piani abusivi, sicuro, che stiamo a Lungo romanare. la coscia e arrivare fino al collo per dare inizio al trattamento. Ah, ma poi vogliamo parlare delle tue mani. Parramene, che mano hai? Che tu sei Ita, che mano hai? Scampo tua mano. Che quando mi accarezzi mi fai venire la pelle d'oca. E che è una papera, che Ma deve poi- Renato? No, Renato, no, ma stasera non posso, sì, sono impegnata, sì, in pretura, ma con un coso, un uomo, sì, se così si può dire. Sì. Va bene, facciamo domani. Bacio. Ciao. Scusate. Qui è Roiato? No, Usugi? no. Suo marito? No. Suo fidanzato? No. L'amante, il No. compagno? La vogliamo finire! Ma lei che fa qua? Che non è al bar! Ma come si appoggia qua? Sta appoggiato. Per cortesia! Signorina, chi era? Era un uomo, vero. Che sono più scherzo? Per favore, Che ce la facessi vedere io! vediamo di concludere questa farsa processuale. Allora, Sta farsa processuale. Eccellenza, Che? eccellenza, lei mi deve credere, questa è bugiarda. per favore, È mu- che cos'è? C'è un uccello? No, È metta- entrato no, è entrato un uccello? È il mio Che telefono. cos'è? Il mio telefono. Ma che suoneria è? Canto di caccaraccia dal vivo. Dai, si sbrighi, forza! Pronto? Pronto? Oh. Vanessa, sei tu? Come? Vorresti fare quello che abbiamo fatto ieri? Oggi e l'altra volta? No, oggi purtroppo non puoi essere, Vanessa. No, Gioia. No, perché sono qua a pretura impegnato così con una donna. Sa cosa si può dire? Come? Che dici? La prossima la facciamo a di te? Non c'è bisogno che ci sdraiamo? È una femminona! Che mi stai dicendo? Non c'è bisogno manco che mi levi causi? Basta che mi calo? Ma per me è meglio, così gli organi genitori me le tengo belle calde. Non me le raffreddo. C'è un femminone, una donna
Pronto, Gioia? Sì? Mi fai prima un massaggio? Con spirito? Piano, 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 piano? 4 piani, con progetto approvato però. Sì? Certo. E poi dopo il massaggio, zacca! La femminone! Ma qui è sto femminone qui? Forse sarà una concubina. Non lo so, aspetta che ci spiego. Pronto, Alfio? Chi si in da cabina? Resti Alfio. No, Alfio. no, Alfio. a fianestra, a fianestra, era a fianestra. Signor Litterio! A fianestra era. Non si vergogna a ricevere queste telefonate oscene, vergognose, disgustose, qui, in pretura e davanti a tutto il pubblico. Io? Sì, Io? signor Pretore, lo faccia arrestare. Signor Pretore? Lo faccia arrestare. Uccelli, chiamate i carabinieri. Carabinieri! Una vaca, carabinieri, non ce n'è più, su tutte in dei barzellette, chi chiama? Signor Pretore, io, e allora lei, io mi devo vergognare? Io? Sentitela, io mi devo vergognare della Sì, telefonata, sì. e allora lei, lì prima si era nato, con quelle tue mani, piano piano, mi fai un massaggio lungo. Quando lavi sti anni lei? Chi ha la staccia da luce per gambe? Ma mi sta a vergognare io, lei si Sì. dovesse vergognare. Io stavo parlando col fisioterapista. Lei invece che schifo, che dice che in piedi è più da maschio, che con i pantaloni abbassati viene meglio, che se ne fa anche 2. Ma che schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Io stavo parlando con mio cugino Alfio. Ma che schifo! Che schifo! No, che cattivo! Ma no. che schifo! No, senta. Non mi toccasse, aiuto! Eccellenza, Che schifo! io stavo parlando No, con mio guardi, io me cugino ne vado. Alfio. Non mi tocchi. Siccome Alfio mi sta facendo iniezione ogni sera. Che le sta facendo? Io sto facendo una cura e Alfio mi fa iniezione ogni sera. Ma perché Per scudare i miei femmine, mi faccio una iniezione Lei si fa una cura? per scudare i miei femmine. Ma che sta Per dicendo? darmi una manzata. Ma come- E allora Alfio mi diceva, la prossima ti calo solo i casi, ci bisogna Va capire, bene, facciamo a dita. signor Litterio, ad ogni caso il processo è chiuso, lei è prosciolto. Allora, formaggio e prosciutto ci Sì, vuole. va bene, va lasci bene. perdere, Sia guardi. tranquillo, Va grazie bene. eccellenza. Grazie. Allora che? Allora che? Stava parlando con suo cugino A Alfio. lei che cosa ci interessa? A me mi interessa. A lei non ci interessa perché siamo in un paese democratico della libertà, io sono un cittadino del Parlamento, viva l'Italia, unita, no sperduta. Ma a me mi interessa. A lei non ci interessa? Mi interessa. E perché? 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 Sentiamo perché. Perché io mi sono finta testimone oculare e sono venuta qui davanti a questa corte solo per rivederti e dirti che da quando ti ho visto per la prima volta alla trasmissione insieme ho pensato che volevo stare tutta la vita insieme a te. Minchia! Scusate. Non ho capito. Lei vuole... Io sono piaciuto quando mi ha visto insieme? Sì, È davvero? ho pensato che eri carino e mi ricordavi tanto il maialino. Sì. Sì. Vediamo, mettiti di profilo. È un porco preciso. E te lo dico in confidenza. Sì. Dalla prima volta che ti ho vista alla sovrintendenza mi è venuta la concupiscenza della tua conoscenza. A me mi piace immensa. Pazienza. E quando non ti vedo alla trasmissione insieme io vado in astinenza. Vabbè, non è che la mia presenza ci può essere insignificanza. Sì, però il signor La Rosa c'è sempre. Ma signora Rosa, sì, non sa come si ne sua moglie io sta fuori da casa, io non so come si ne e se ne viene sempre qui, alla BC. Ma per davvero? Non c'è notte che non ti sogno e quando non ti sogno mi vengono gli incubi. Io non c'è notte che non sogno mia moglie e tanto mi vengono gli incubi. Litterio. Sì. Ogni volta che pronuncio il tuo nome la bocca mi diventa miele. Io ogni volta che pronuncio il nome di mia moglie la bocca mi diventa fiere. Litterio. Presente! Litterio. Caso, mio Gioia, non mi hai muto, non mi cerchi. Tu per me sei il concentrato dell'erotismo. Che mi sta dicendo? Che sogni la salsa del sesso? Sì. Sì? Fai di me quello che vuoi, sarò la tua porchetta. Ne potremmo rapere un cambio di panini, così ne mettiamo un paio allora. Sì, io voglio volare con te verso nuove mete, nuovi lidi. Ti porto lito azzurro o io lito scoglio, Gioia? Dove vuoi andare? Ma dove vuoi? Se tu mi vuoi, io spegnerò tutte le tue voglie. Tutte? Ma allora tu non sei più una donna, tu sei la mia pompiera, sei! È un sogno confuso. Eccellenza,
Eccellenza, mi scusi. Scusa un attimo, Gioia, ti raggiungo subito. Eccellenza, sono confuso. Quella donna meravigliosa, la guardi, la guardi. Nataliasse troppo, camangazzo. Quella donna meravigliosa mi vuole. Che cosa devo fare io? Signor Literio, si ricordi che lei ha sempre una moglie. No, se mi dice così, mi dice, vedi con tutto scecco. Se mi ricorda mia moglie... Ma se io- lei ce l'ha la ce moglie. l'ho. Gioia, arrivo subito, tesoro. Ma allora che cosa faccio? Signor Literio. Poi adesso un consiglio lei che è un uomo con tanto di barba bianca. Ma quale tanto di barba bianca? Però ci sta bella, sa, facesse Ma per crescere. cortesia, signor Literio, lei ritorni con sua moglie, che le devo dire? Ritorni Torno con con sua mia moglie moglie. e lasci perdere la signorina. Ci vediamo dopo, arrivederci. Arrivederci. Signor Literio, lei è prosciolto. Prosciutto e formaggio. Gioia, Sì. ho deciso. Sì. Te lo dico in poesia, ammazza mia moglie e scappo con tia. Ma ancora non mi hai detto come ti chiami. Siamo finiti, signor La Rosa? Si scippava la cura, vabbè, non ci fa niente. Faccia il finale giusto. Eh? Io dico in poesia. Gioia, ancora non mi hai detto come ti chiami. Esatto. Benedetta Cassatella? Ah no, pasticciotto? No. Anche il nome hai bello. E tu? Io mi chiamo Litterio Cannolicchio. Ma siamo sicuri che sei Litterio, quello vero della televisione? E che ti pare un prodotto cinese, No. Gioia? Qua mi conoscono tutti, Sì. te lo faccio dire dal pubblico. Pubblico, ce lo volete dire per favore chi sono io? Siete un pubblico meraviglioso, hai visto? Grazie.